che se negli ultimi mesi abbiamo fatto il Cineforum, quindi visto i film, cominciamo come in molti film dalla fine, cioè dai ringraziamenti, quindi veramente grazie a tutti quanti per essere qui oggi. Questo è il primo talk della giornata, primo di due tra l'altro, e abbiamo il piacere di ospitare una realtà locale che è Perlage, e abbiamo qui oggi Anna e Davide. Intanto io vorrei ringraziare a mia volta Genze e Spazio Zefiro per averci coinvolti in questo bellissimo progetto. È veramente bello vedere così tanti giovani che collaborano per un obiettivo così bello e quindi veramente grazie. Ringrazio voi, ma ringrazio tutti, insomma. Perlage, che è stata una delle prime, se non diciamo pure la prima attività che ha creduto tanto nella realizzazione di questo progetto e ha fatto sì veramente per la maggior parte, cioè nella sua interezza, credeteci che tutto questo, tutta questa grande giornata si realizzasse. Oggi è la giornata un po' conclusiva di Gen Z, almeno per questa stagione, per quest'anno, non prendiamoci troppe libertà. È una super festa, insomma, siamo tutti quanti qui assieme, quindi oltre a rinnovare il ringraziamento è possibile veramente anche per larga parte grazie a loro. Quindi un applauso. Sì, così lo chiamiamo noi, cioè proprio sfacciato ma non troppo, ma è giusto così. Ok, beh, io passerei con, sì. oltre alle presentazioni personali, con la presentazione dell'azienda, del prodotto, lasciare ad Anna e a Davide. Va bene, allora intanto grazie di nuovo. Io sono Anna Nardi, sono parte della terza generazione della famiglia Nardi che ha fondato l'azienda Perlage nell'85. Oggi vorrei che fosse una chiacchierata veramente informale perché io odio le formalità, soprattutto quando si parla di sostenibilità. Secondo me è bello vedere le cose concrete in questo campo. Quindi appunto inizio raccontandovi un po' chi siamo noi. Siamo una famiglia sia di sangue che per scelta, perché tantissimi dei nostri collaboratori sono con noi fin dagli anni 90 e non se ne sono mai andati, hanno proprio dedicato la loro vita a questo progetto. Siamo una squadra bellissima, io sono felicissima di farne parte. Perlage è una famiglia che è nata appunto nel 1985 quando la seconda generazione dei Nardi ha deciso di prendere la sfida di produrre vino biologico. Nel 1985 il biologico era un argomento di cui non si parlava, di cui non si conosceva assolutamente niente. Quindi mio papà e i miei zii hanno fatto tantissimi esperimenti. Ci sono stati tantissimi fallimenti. Mio papà mi dice sempre che i primi vini erano degli acetelli, cioè qualcosa che non poteva assolutamente essere bevuto. Però passo dopo passo possiamo dire di avercela fatta. Dopo aver capito quale fosse il modo per realizzare un prodotto biologico, Perlage è diventata un punto di riferimento per tutti quegli agricoltori che volevano fare una transizione verso una viticoltura più sostenibile. Quindi appunto abbiamo insegnato anche ai nostri vicini di casa, più o meno vicini, cosa voleva dire fare biologico e siamo molto fieri di questo ruolo che abbiamo avuto. Oggi siamo alla terza generazione, io seguo il mercato americano e canadese principalmente, ma sono molto felice di essere anche a Castelfranco oggi. E inizierei, prima di raccontarvi un po' di che cosa abbiamo fatto nel concreto nel campo di sostenibilità, raccontandovi il vino che avete nel bicchiere. Nel bicchiere avete il nostro Sgaio Prosecco DOC. Sgaio è stato il primo prodotto dell'azienda a ottenere la certificazione vegana quasi 10 anni fa. Per chi non sapesse che cos'è un vino vegano o non sapesse che il vino può non essere vegano, storicamente nei processi di chiarifica vengono utilizzate delle proteine di origine animale, che sono la caseina e l'albumina, e circa nel 2012 noi abbiamo deciso di fare un esperimento, di provare a utilizzare una proteina vegetale, che è quella della pianta del pisello, e di vedere che cosa succedesse. Il risultato è stato molto buono, nel senso che il gusto e l'olfatto nel bicchiere non vanno a cambiare e quindi nel 2016 abbiamo deciso di certificare l'intera produzione vegana. È un prosecco extra dry che arriva da... non mi viene il nome?
da Spresiano, esatto, vicino al Piave. Le acque del Piave vengono anche utilizzate nelle irrigazioni di emergenza per questo vigneto, quindi insomma è un bel progetto. Per quanto riguarda noi come cantina e come progetti di sostenibilità, posso dire in modo molto umile che in realtà ce ne sono moltissimi e quelli che vi racconterò oggi sono solo una parte. Mi dispiace che non siamo riusciti a proiettare il PowerPoint, ma cercherò di farveli immaginare. Il primo di cui vorrei parlarvi è il progetto di economia circolare nell'utilizzo dell'acqua all'interno della Riva Moretta. La Riva Moretta è il nostro vigneto storico, dove mio nonno ha iniziato un po' tutto il progetto di famiglia, che abbiamo sempre utilizzato un po' come un campo di sperimentazione, quindi tutto quello che volevamo realizzare è partito da lì. Sono ormai un po' di anni che abbiamo costruito questi laghetti artificiali per la raccolta dell'acqua piovana, che fanno sì di andare un po' a mitigare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è qualcosa che viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle e stiamo facendo il possibile per far sì che ciò non vada a impattare troppo e per mitigarlo anche in futuro. Questi laghetti appunto hanno il compito di raccogliere l'acqua piovana e utilizzarla nelle irrigazioni di emergenza, oltre ad andare a ridurre l'erosione del terreno e quindi a evitare gli effetti drammatici delle bombe d'acqua. Per quanto riguarda altri progetti che sono andati a ridurre l'impatto che ha per l'Age nell'ambiente, abbiamo aderito al progetto Rough Cycle, che è un progetto che ha il compito di andare a ridurre l'impatto dei supporti siliconati delle etichette. Questi supporti andrebbero a finire all'indifferenziata e invece in questo caso abbiamo aderito a questo progetto che fa sì che questi supporti vengano differenziati, ossia vengono desiliconizzati. E in questo modo si viene a recuperare la cellulosa e allo stesso tempo con i siliconati invece si vanno a creare altri beni concreti per l'uso quotidiano, come per esempio le glassette per il vino. Un altro progetto molto bello è quello del il progetto Tappo di Vino. È un progetto che vede coinvolte diverse realtà nel panorama vitivinicolo che vanno a donare i loro tappi all'Associazione I Sogni. L'Associazione I Sogni ha il bellissimo compito di andare a realizzare i sogni dei bambini malati oncologici e lo fanno grazie ai ricavati ottenuti dalla vendita di questi tappi ritrasformati in oggetti di design o di edilizia. E poi per finire c'è il progetto ECO, che è un progetto molto recente, che abbiamo portato avanti nelle due realtà UNESCO, quella del Conegliano in Valdobbiadene e quella dell'Angheroero in Piemonte, che ha il compito di andare a promuovere i valori di pace e inclusione in questi due territori UNESCO. Noi come per l'Age abbiamo coinvolto diversi attori, dall'Isis Marco Casagrande di Pieve di Soligo all'associazione Vietzer all'artista Silvana Crescini. Nel concreto ciò che è avvenuto è che noi abbiamo messo a disposizione la nostra parete di ingresso della cantina. Infatti se ci verrete a trovare vedrete questi colori che la dipingono adesso. I ragazzi del Marco Casagrande in collaborazione con i ragazzi con disabilità dell'Istituto Vietzer sono venuti e ne hanno fatto l'uso che volevano. L'obiettivo era di appunto promuovere questi valori. Hanno dipinto un bellissimo murales con un significato meraviglioso e quindi insomma siamo molto felici di questo. I progetti sono molti di più, però oggi mi interessava portarvi insomma qualche esempio concreto di quello che abbiamo fatto nel tempo. Sono aperta ovviamente a ogni tipo di domanda, perplessità e... C'è una domanda che io avevo e che mi viene sempre in mente quando
Si parla di una realtà che ormai ha quasi 40 anni alle proprie spalle e che lavora in questo campo della sostenibilità. Diciamo che il grande tema della sostenibilità, dell'ambientalismo è diventato di pubblico dominio da molto poco tempo. Io identifico di solito come fattore scatenante il movimento Fridays for Future del 2018-2019. Ma secondo voi, dalla vostra esperienza, in che modo è cambiata la percezione della sostenibilità per voi che lavorate in questo campo, per il vostro pubblico, per la vostra clientela? All'inizio, quando Perlage ha deciso di muovere i primi passi in questo campo del biologico, della sostenibilità, lo ha fatto per ridare qualcosa alla comunità della quale facciamo parte. E spesso e volentieri siamo stati visti un po' come dei pazzi, perché la scelta del biologico all'inizio non veniva assolutamente compresa, e i clienti che venivano da noi all'inizio erano di due categorie: chi veniva da noi perché il prodotto era buono e chi veniva da noi perché faceva parte di quella nicchia che già aveva capito che il biologico era qualcosa su cui fare affidamento. Adesso, per mia personale opinione, la sostenibilità è diventato qualcosa di molto mainstream, che se non ce l'hai te lo vai a cercare, o un po' di greenwashing lo devi fare. Però c'è il lato positivo della medaglia è che è un argomento di cui si sa sempre di più, arrivano sempre più persone che ci hanno scelto perché siamo biologici e quindi non è più una nicchia. E quindi secondo me appunto ci sono anche dei lati positivi di questo ampliamento. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Davide. Allora, ciao intanto a tutti. E allora io seguo appunto la cantina per quanto riguarda i progetti di sostenibilità, sono un ingegnere ambientale e insomma collaboro con la cantina nel cercare di ridurre appunto l'impatto ambientale e sociale appunto dell'azienda. E tra l'altro volevo un attimo integrare il progetto che hai detto su Tappo di Vino, perché mette insieme anche un'altra realtà che è il carcere di Santa Bona di Treviso. Perché essenzialmente i tappi vengono appunto consegnati ai carcerati che poi appunto li ripuliscono e poi vengono donati a un'azienda che poi insomma li ricicla, giusto per fare anche una parentesi, valorizzare anche questa realtà. Allora, ritornando appunto alla domanda che dicevi, allora secondo me negli ultimi anni il tema della sostenibilità è effettivamente molto abusato. Però nel mondo, almeno da quello che insomma sto vedendo io, nel mondo un po' delle aziende, c'è comunque la necessità di appunto concretizzarlo, no? E adottare sempre più dei sistemi anche di misurazione della sostenibilità. Ed è infatti questa quella che è stata la nostra esigenza, diciamo, a partire dal 2016, più o meno è quello l'anno, in cui non ci bastava più appunto mettere in pratica, avere delle buone pratiche di sostenibilità, ma appunto misurarle, cioè misurare il nostro impatto, misurare appunto quello che era l'effetto delle azioni messe in campo e da lì cercare quindi di appunto migliorarci insomma sempre di più. E quindi è per questo che poi, soprattutto, non so, negli ultimi 5 anni sono state messe in campo diverse piattaforme di misurazione, certificazione appunto di sostenibilità che insomma cercano appunto di non rendere solo greenwashing quello che un'azienda fa, ma appunto di misurarlo e renderne conto con dei dati e delle cifre oggettive. Forse proprio questo, quello che la prova quasi scientifica, se non propriamente scientifica, che differenzia un'azienda che è veramente sostenibile, che ha a cuore questi temi, da una che fa meramente greenwashing, come stiamo dicendo prima. Ci sono dei parametri che devono essere rispettati, delle buone pratiche che devono essere messe appunto in pratica e anche un pensiero di fondo. Quindi in poche parole, perché penso che ci sia un mondo che avete sviluppato in 40 anni quasi, però la vostra filosofia spicciola, quale potrebbe essere? Allora io ti riporto la filosofia della seconda generazione, perché la mia forse non l'ho ancora trovata. La filosofia di mio papà e dei miei zii è sempre stata quella
di riconoscere al territorio in cui ci troviamo il suo valore e quindi di andare a riportare anche alla nostra comunità circostante dei benefici, perché è grazie alla comunità che abbiamo intorno che possiamo portare avanti questo meraviglioso progetto. E proprio in Spicci Spicci l'idea di fondo è quella di andare a proporre un prodotto sano, sostenibile sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, che quindi debba essere accessibile a tutti e non debba essere un prodotto di nicchia solo per chi se lo può permettere, e buono per poter brindare tutti insieme e creare dei momenti di amicizia e di affetto proprio. Se posso dire l'ultima cosa, No, certo. che mi ricollego anche ad una cosa che viene spesso detta soprattutto dai movimenti ambientalisti, cioè non c'è giustizia ambientale senza giustizia sociale, quindi sotto il punto di vista della giustizia sociale, della sostenibilità sociale, cosa fate in quest'ambito? Allora, per quanto riguarda i nostri collaboratori, a parte il fatto che c'è appunto un rapporto meraviglioso tra tutti noi, nonostante i bisticci che possono avvenire nel quotidiano, c'è veramente un bel rapporto, creiamo spesso dei momenti di dialogo e di formazione. Per quanto riguarda la comunità di cui facciamo parte, ci sono vari progetti, alcuni più vicini e altri un po' più lontani, in termini di distanze e di chilometri. Quindi partendo da più lontano, noi abbiamo una collaborazione che va avanti ormai da tanti anni con Altro Mercato e andiamo a utilizzare, che ho visto che era sponsor oggi. Per quanto riguarda Altro Mercato andiamo a utilizzare il loro zucchero di canna Fairtrade per la seconda fermentazione di alcuni dei nostri vini. E fino a quest'anno, quando purtroppo la cooperativa ha chiuso, le uve per il nostro Asolo Prosecco venivano dalla cooperativa Cacorniani, che è una cooperativa impegnata nel sociale, e quindi appunto volevamo, oltre ad avere un prodotto di ottima qualità, volevamo che avesse anche un altro significato per l'azienda. E invece per quanto riguarda i progetti più locali lascerei parlare Davide, che ultimamente ha girato tra scuole e università andando a portare un po' delle nostre conoscenze. Sì, allora abbiamo un sacco di progetti con gli istituti secondari, superiori e l'università. E questo proprio perché, ecco, questo è un altro dei risvolti magari positivi di questi anni, che comunque il tema della sostenibilità crea sempre più interesse tra le giovani generazioni. E quindi riceviamo praticamente quasi settimanalmente mail da appunto universitari, tesisti che insomma vogliono, che hanno per oggetto nelle loro tesi appunto anche la nostra azienda. E in più appunto invece con le superiori abbiamo ormai già da qualche anno dei progetti in atto per portare i temi della sostenibilità in classe, e l'ultimo a cui abbiamo aderito è stato con un istituto di Padova, un istituto turistico, al quale praticamente abbiamo lanciato una sfida, ovvero quella di pianificare un itinerario turistico sulle colline appunto del Conegliano Valdobbiadene, inserendo tutte quelle che potevano essere delle tappe di interesse sia culturale, artistico, ma anche appunto legato proprio alla sostenibilità. E quindi si è concluso proprio da poco questo progetto, e sono progetti importanti perché effettivamente a quell'età, a 17-18 anni, comunque mettere in piedi un itinerario turistico e quindi comunque qualcosa in linea con il loro indirizzo di studi è fondamentale per crearsi già a quell'età delle prime competenze spendibili poi nel mondo del lavoro. E queste poi, come altri progetti, come ad esempio abbiamo aderito a un altro nell'ambito dell'Erasmus, il programma Erasmus, quindi un progetto europeo con un istituto di Conegliano, istituto di economia, e anche lì, anche in quel caso abbiamo appunto lanciato una sfida, un progetto al quale i ragazzi hanno lavorato, e ci daranno insomma a breve appunto dei feedback, degli spunti per migliorarci sotto il profilo della sostenibilità. Ecco, questo per citarne alcuni insomma. Prima Gabri mi chiedeva
l'arduo compito di sintetizzare un motto per l'Age, o comunque un motto della vostra sia visione che missione. E noi adesso possiamo svelarlo ufficialmente. Abbiamo pensato ad un'attività, ma veramente super semplice, niente di che. Questa era la sorpresa. Era questa la sorpresa. No, Io perché- non ero a conoscenza. No, informata parzialmente, non informato minimamente. E ci sono dei cartoncini gialli qui davanti con un pennarello rosso e uno nero. Ogni riferimento calcistico è eluso, è dribblato, sempre per rimanere nel gioco. E vi chiederemo se poteste scrivere nel cartoncino qual è secondo voi il miglior pregio che ha Perlage, la caratteristica migliore, diciamo, più virtuosa. Ci potete pensare, lo scrivete, ma dopo non lo svelate subito, né a loro né a noi, e soprattutto tra di voi. Mettete il cartoncino al lato, coperto del divano, a fine intervista vediamo e commentiamo assieme. Ok, va bene, sfida accettata. Sì, Intanto ok. aprirei se ci sono qualche domanda del pubblico. Esatto, sì, perché altra cosa per chi magari non era mai venuto al Cineforum durante l'anno, che ricordiamo ha cadenza settimanale, riprenderà a ottobre, chiunque può partecipare a questo che state vedendo, cioè noi siamo qui in veste più o meno formale, cioè più meno che più probabilmente, esattamente, però veramente in ogni momento sentitevi liberi e libere di intervenire, alzare la mano e noi vi daremo parola con il microfono se avete domande o curiosità prima che ci sia magari il momento ufficiale del Q&A, diciamo, delle domande. Quindi se avete curiosità potete già farle o perplessità o dubbi o qualsiasi anche considerazioni potete sempre farle. Ecco, questo è bene che sia chiaro. Il momento della timidezza. No, perché anche noi, cioè, ogni volta, diciamo, Non dà il suo effetto. non vogliamo che sia, cioè, formale, non vogliamo che sia, no? Però ogni volta c'è anche da parte mia, cioè ai tempi, quando ero dall'altra parte, un po' di ritrosia, Vabbè, speriamo che si sciolga prima o poi, più prima che poi. Comunque noi siamo qua anche dopo. Ok. per cui, Certo. in caso. Avete scritto coperto? Perfetto. Io invece ho una domanda collegandomi a quello che diceva prima Gabri, adesso si diceva che soprattutto recentemente sta andando molto anche per il mainstream, diciamo, il fatto di essere ecosostenibili. La sostenibilità è un tema che negli ultimi anni si sta spopolando parecchio, e soffermando un po' sulla crescita che ha avuto Perlage dagli anni 80 ad oggi. È stato difficile vendere il prodotto biologico, oppure col fatto che negli ultimi anni sta avendo più considerazione, è più facile? Siete voi che andate dal cliente, diciamo, o è il cliente che penso recentemente venga da voi? Allora, questa risposta è variata nel tempo, nel senso che mi raccontano che i primi anni, diciamo negli anni 90, in Italia il biologico aveva una credibilità pari a zero, a nessuno interessava, e per questa ragione noi siamo stati per diverso tempo un'azienda maggiormente presente all'estero. Negli anni 90 era proprio la distribuzione inglese e tedesca a venirci a cercare, perché eravamo gli unici nella nostra zona, siamo stati i primi nella nostra zona ad offrire un prodotto biologico. Quindi per diverso tempo diciamo che il nostro mercato era per il 90% all'estero. Col passare del tempo, con l'affacciarsi sul mercato di nuove realtà biologiche e con una guerra di prezzi più competitiva, inevitabilmente, il nostro mercato si è livellato, diciamo, su un 50% italiano e un 50% estero. Però tuttora chi ci viene a cercare perché siamo biologici e perché siamo sostenibili. Quindi diciamo tuttora l'essere sostenibili è un fattore di traino importante per il cliente finale. Cioè, ovviamente siete entrambi molto giovani, penso che negli anni 80 eravate piccoli o addirittura, esatto, immaginavo. Mi chiedevo, Perlage era nata in origine pensata per il mercato internazionale, oppure ci si è dovuti attrezzare? Ci si è attrezzati? Nel senso che Perlage è nata prima come un'economia domestica, quindi mio nonno che aveva le vacche, aveva qualche maiale, si produceva la sua soppressa,
aveva qualche vigna e poi vendeva il vino agli amici, diciamo, sfuso principalmente. Poi quando siamo diventati una società vera e propria, sono arrivati i clienti esteri, si sono affacciati e hanno bussato chiedendo un prodotto biologico, ma insieme a questa richiesta hanno portato la richiesta di avere un prodotto che soddisfasse il gusto del cliente estero, che non è lo stesso del cliente italiano. E quindi mi è stato raccontato che negli anni 90, e questa è una storia bellissima secondo me, hanno chiamato degli enologi australiani che sono venuti e hanno proprio vissuto all'interno della nostra famiglia per diversi mesi, insegnandoci a fare il vino che piacesse al mercato estero. E di questi insegnamenti ne portiamo anche ancora oggi giovamento, quindi alcune di queste pratiche si sono mantenute nel tempo e secondo me sono delle storie bellissime. Dicevi prima, Anna, che c'è differenza tra i gusti del bacino, diciamo, italiano e quello estero, ma penso anche a livello proprio di mercato sia diversa la richiesta. Cioè, che differenza è che ci sono veramente, c'è tra... Per quanto riguarda i miei mercati, io seguo il Canada e l'America principalmente. In America cercano ancora un prodotto a basso prezzo, quindi vanno a cercare il Prosecco DOC, non sanno ancora che cos'è un Prosecco di OCG, e ancora molto dolce. Il cliente non è abituato a gusti particolarmente secchi. In Canada invece è proprio l'opposto, nel senso che cercano vini molto secchi, già 4 grammi di zucchero al litro sono troppi, proprio vogliono la secchezza massima, vogliono la qualità massima del prodotto e quindi loro proprio il Prosecco DOC non sanno neanche cosa sia e non lo vogliono. Non vado a spesa. No, è proprio così. E per quanto riguarda l'Europa è un mercato abbastanza vasto, quindi dipende un po' da stato a stato. Niente. Un checkpoint domande. Vai pure. Cosa molto importante non detta prima, cioè che l'intervento è tutto registrato e microfonato, quindi cioè vi passeremo i microfoni, ecco. Grazie. Come vedete che si stanno muovendo le cose, cioè nella nostra zona, perché noi siamo zona Prosecco e quindi sicuramente c'è una bella gara anche e anche sul fatto del biologico, perché adesso tantissimi stanno mettendo. Ecco, vorrei un vostro punto di vista. Allora, per quanto riguarda il biologico c'è un bellissimo progetto che sta portando avanti il consorzio con per l'Asia anche un po' come capofila, che è quello di creare proprio un biodistretto, quindi un insieme di cantine che mettano insieme le forze per una viticoltura più sostenibile. Per quanto riguarda invece le persone che ne fanno parte, è appena stato fondato lo Young Club del Prosecco Superiore. Abbiamo fatto il primo incontro circa un mese fa e eravamo una quarantina di ragazzi, tutti under 35, e hanno aderito al progetto in 70 persone. E per me è stato meraviglioso vedere questo gruppo di giovani pronti a collaborare insieme, perché la generazione, diciamo, dei miei genitori, per quanto ce l'avesse in mente questa idea di cooperazione, forse è sempre stata un po' frenata dai bisticci e da tutte quelle questioni lì. Devo dire, io ho lavorato anche nell'area del Barolo e delle Langhe e lì questa non cooperazione era molto più presente. Noi qua siamo già molto avanti. E quindi io sono sicura che con la mia generazione, con quelle che verranno poi in futuro, possiamo fare veramente dei bellissimi progetti a beneficio comune. E per quanto riguarda la zona in sé, ovviamente stanno esplodendo adesso i nuovi punti vendita, anche noi ne faremo uno a breve, e per la ricezione turistica che è sicuramente in aumento.
E però tutti stanno proponendo delle bellissime offerte, dei prodotti comunque di qualità, e quindi io sono fiduciosa sul nostro futuro, insomma. Io avrei solo un paio di domande, una è un po' più tecnica, volevo chiedervi, visto che esportate all'estero anche abbastanza a distanza, se avete anche qualche progetto, qualche iniziativa di compensazione delle emissioni. L'altra domanda invece è proprio un consiglio, visto che voi ci siete dentro, immagino che anche a voi sarà capitato che parlando o menzionando il biologico, la certificazione, qualcuno vi rispondesse sì vabbè, però se poi c'è il vicino che magari usa altre cose, oppure sì ma il biologico è stato fatto una bugia, oppure sei sicuro che... Quindi voi come rispondete a questa provocazione o comunque a questi dubbi che purtroppo per certi motivi sono stati anche basati purtroppo su pilastri? Giusto un consiglio per capire cosa rispondete voi e quindi cosa può rispondere anche qualcun altro che non è per forza nel settore ma sceglie il biologico. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, magari ti rispondo io. Sì, diciamo che abbiamo in atto dei progetti sostanzialmente legati al rimboschimento, quindi alla messa a dimora di alberi e soprattutto nella zona di pianura. Diciamo che abbiamo scelto più la zona di pianura che le zone appunto lì delle colline, perché effettivamente qui in queste zone in pianura c'è proprio sete di alberi e quindi è per questo che anche qui abbiamo unito, diciamo, la finalità sociale collaborando con una onlus che si chiama Spiritus Mundi e che lavora soprattutto nel Padovano. E quindi insomma abbiamo con lei collaborato per mettere a dimora degli alberi nella zona insomma, del Padovano, in queste aree che sono state per lungo tempo insomma, disboscate per far posto a campi, capannoni eccetera eccetera. Ecco. E per la seconda domanda, a te? Sì, per la seconda domanda è una provocazione che mi viene posta spesso, soprattutto da chi non crede nel biologico e parte per partito preso, pensando che il biologico sia una cazzata di base. Di base, per essere biologici certificati ci sono dei controlli che quotidianamente e mensilmente vengono fatti sia internamente che esternamente. E per quanto riguarda la storia del vicino che utilizza sostanze non ammesse in biologico, ci sono delle regole ferree e quindi c'è uno spazio che è di 3 o 4 filari, se non erro, che non può essere dichiarato di uva biologica perché è uno spazio un po' che fa da buffer e quindi consente di avere la certezza che l'uva che viene imbottigliata come biologica sia effettivamente priva di residui non ammessi in coltivazione biologica. Di quest'uva ovviamente non viene buttata, se si tratta di un'azienda che produce sia biologico che non biologico, e non è il nostro caso, può utilizzare questa uva per produrre vini convenzionali, nel nostro caso viene conferita a cantine che non hanno la richiesta dell'uva biologica. Ecco. Non so se ho risposto alla sua domanda. Io volevo fare il punto su una cosa che ho scoperto appunto di perlage, che prima non conoscevo, una cosa che ho scoperto da poco, penso verso fine dell'anno scorso, cioè cosa sono le aziende B Corp. Voi siete classificati come aziende B Corp, ma penso che non sia una cosa che la maggior parte delle persone sappiano cosa vuol dire questa sigla. Potete spiegarcelo? Certo, introduco io, poi magari passo la parola a Davide che è più tecnico in questo. La certificazione B Corp è una certificazione che è riconosciuta a livello mondiale come la più alta certificazione etica che può ottenere un'azienda. Arriva dalla California e va a misurare l'azienda proprio in una scala discreta, quindi numerica, sotto tutte le diverse declinazioni che può avere la sostenibilità, quindi quella ambientale, sociale, economica e proprio corporate con i propri dipendenti.
Il diventare B Corp è stato un volere fortissimo di mio padre, cioè mi ricordo il giorno in cui siamo diventati B Corp, proprio il sorriso che andava da un orecchio all'altro. Siamo stati all'interno delle prime 50 proprio aziende riconosciute in Italia come B Corp e credo la prima azienda vitivinicola a diventarlo, quindi è un grande, ce ne facciamo grande vanto, ecco, di questa cosa. E per gli approfondimenti passo la parola a Davide. Allora, sostanzialmente è una certificazione che misura 4 aree di impatto, che sono quindi l'impatto sulla comunità che ha un'azienda, l'impatto che ha sull'ambiente, il territorio, sui lavoratori, quindi internamente, e su quella che è la governance dell'azienda. E quindi governance intesa come un'azienda lavora sulla trasparenza in generale. E ogni azienda quindi deve compilare un questionario fatto da più di 200 domande su queste aree di impatto e al termine viene restituito un punteggio dove la soglia, diciamo, per ottenere la certificazione è di 80 su 200. Noi sostanzialmente alla prima certificazione abbiamo preso 81, quindi insomma siamo proprio passati così per il rotto della cuffia. E è una certificazione in costante aggiornamento, perché comunque il tema della sostenibilità è in costante evoluzione, per cui si è alla continua rincorsa per soddisfare certi criteri definiti dallo standard. E devo dire che un'altra caratteristica è che è più di una certificazione, nel senso che le B Corp si definiscono proprio come un movimento. Infatti non è come altre certificazioni in cui te la prendi e punto, ma in realtà acquisisci questa certificazione e poi diventi parte di un gruppo di aziende che si interfacciano costantemente. Ci sono delle call mensili in cui come dire, ci si condividono idee e progetti e quindi si porta avanti insieme un progetto appunto che è quello di migliorarsi sempre di più sotto questo profilo. Ok, grazie. Vi chiedo un'altra curiosità, cioè si è parlato molto di giustamente essere biologici e tutto il contenitore di oggi è la sostenibilità in generale, no? Intesa in molti modi. Vorrei chiedere, secondo voi oggi chi parte da zero a creare un'azienda, quanto è facile o provocazione, quanto è difficile essere sostenibili? Wow, che domanda! Allora, io credo che da un lato oggi sia molto più facile, nel senso che si conoscono molte più cose nel campo del biologico e della sostenibilità e quindi non è necessario fare tutti quei fallimenti che abbiamo fatto noi personalmente. Dall'altro, se un'azienda invece nasce come non biologica e decide di convertirsi oggi, non vi so rispondere, nel senso che noi siamo nati così. Però immagino che possa essere difficile all'inizio, nel senso che bisogna imparare proprio tutta un'altra filosofia e un altro approccio all'ambiente che ci circonda. Sì, devo dire tra l'altro che quando era nata Perlage non c'era neppure la certificazione del biologico, per cui non c'era neanche un protocollo da seguire, per cui probabilmente le cose sono un po' più semplici adesso, proprio perché appunto ci sono degli strumenti per come dire, approcciarsi insomma a questo ambito. Ecco. Okay, grazie. Ci sono altre domande o curiosità? E allora magari prima di concludere leggiamo cosa avete scritto. Insieme? La rivediamo insieme? Sì, va bene. Ok. Vicinanza e fare rete. Più o meno. Penso che il significato possa essere. Ci volete spiegare perché avete scelto queste a favore di altre magari? Ma cioè, secondo me fare rete è un po' quello che smuove tutte le cose ed è una filosofia secondo me di Perlage un po' fin dagli inizi, quindi quello di costruire delle reti di relazioni sia a livello appunto lavorativo nel settore. Perlage fa parte anche del gruppo di sostenibilità di un'industria
piuttosto che appunto di altre associazioni che legano tra loro appunto aziende che producono vino, e poi anche a livello sociale, quindi il fatto di poter tessere dei rapporti, delle relazioni con i quali non fare filantropia fine a se stessa, ma appunto veramente realizzare dei progetti come può essere anche questo, è uno appunto proprio degli elementi fondamentali, ecco, e quindi ci crediamo molto. Beh, vicinanza diciamo che secondo me è quasi un sinonimo di quanto ha scritto lui, e l'ho scelta come parola anche se ne avevo anche altre in mente, perché alla fine credo che esprima al 100% il motivo per cui mi piace lavorare nella mia azienda e insieme alla mia famiglia, che è quello di esserci sempre uno a supporto dell'altro, sia internamente, quindi con tutti i nostri collaboratori. Come vi dicevo prima, c'è un rapporto unico che è proprio lo stesso di una famiglia, nel senso che la mattina bisticci e ti urli in faccia, e poi la sera sei attorno a un tavolo a brindare tutti insieme e a farti le risate, e c'è veramente molto supporto tra gli uni e gli altri. Però vicinanza esprime anche la vicinanza con la comunità in cui siamo inseriti e con tutti i nostri collaboratori, intesi anche come fornitori, importatori all'estero, perché io sono entrata fisicamente a lavorare in azienda un anno fa e sono venuta a conoscere questa serie di persone che collaborano con l'azienda da 20, 30, 40 anni, quasi 40 anni. Quindi questi importatori che sono stati i promotori dell'importazione biologica in America o in qualsiasi stato, che hanno sempre creduto in questo progetto, e quindi ormai più che essere un rapporto di lavoro è quasi un rapporto di amicizia, no? Ti vedi in fiera, vai a cena insieme, ti racconti proprio le cose della tua vita che ti capitano, e per me è proprio una cosa molto bella che mi fa essere felice di fare il lavoro che sto facendo con le persone con cui lo sto facendo. Io e Gabri ci siamo guardati in faccia, non so se avete visto, per tempo di chiudere. Sì. Tempo di chiudere. Grazie mille anzitutto a Davide e Anna per essere stati qui oggi con noi. Grazie per l'AGE. Grazie per l'AGE, esatto, il Leviatano che ha permesso tutto questo, e grazie a voi per essere stati qui con noi.